talento a quello là. Vuoi vedere che alla fine ce la fa? Come anch'io da ragazzino che ho seguito il mio destino e 3000 la mia voce è ancora qua. 1000 voci Suonano potenti come 1000 baci. Quando senti dentro quella voglia che non muore mai, che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. 1000 voci, Mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. 1000 voci. questo nuovo appuntamento con Mille Voci abbiamo aperto in maniera scoppiettante con le Dancing Majorette di Mentana, che noi ringraziamo per la partecipazione, e grazie a Roberta Ruggeri che è la loro boss. Grazie alle Dancing Majorette. Speriamo di avere modo di riorganizzarci per averle di nuovo ospiti, perché è un inizio veramente scoppiettante. Sono state veramente, veramente tanto brave, belle, colorate, bravissime. Bene, iniziamo questo nostro nuovo appuntamento in questa 19ª edizione di Mille Voci. Vi ricordo che tutte le edizioni di Mille Voci le potete trovare sul canale YouTube Mille Voci, dove troverete tutte le puntate delle scorse edizioni e quindi poi anche di questa edizione, e tutte le esibizioni degli artisti che in tutti questi anni si sono esibiti in questo programma. E apriamo questa puntata, continuiamo diciamo con la musica, col bel canto. Lei è una bella donna, una bella persona, una bravissima interprete, una grande cantante, oltre che anche poi una produttrice discografica. Beh, Giovanna Nocetti! Madonna, quanto sei bella! Grazie, grazie, buongiorno, buonasera. Un saluto a tutti gli amici, veramente, grazie. E di amici, Giovanna, ne hai veramente tantissimi, perché tutti quelli che quando ti vedono ti riconoscono, perché tu hai fatto tantissima televisione, tantissima musica, fai tanti concerti, quindi rimani proprio nel cuore della gente. Io e infatti quando ti vedono anche qui negli studi vengono da me e fanno: ma quella è Giovanna? Dico sì. È proprio lei. Sì, grazie. No, ho trovato tutti gli amici. Beh, venire qua a Mille Voci è ritrovare l'anima.
il mio caro, meraviglioso Riccardo, lo so, ci si ritrova in famiglia, no? Perché Sì. poi alla fin fine quello che succede è che in tutti questi anni, partecipando a tante edizioni di Mille Voci, ci si rincontra e ci si ritrova in famiglia. E spero che questo clima che noi viviamo qui all'interno dello studio arrivi anche a voi che siete lì a casa e che ci seguite. Allora, la canzone che canti è una canzone impegnativa, che tu ne canti tutte, ma questa... No, questa è una canzone che si chiama Yo Soy Maria ed è tratta da un'opera di Piazzolla. Io sono Maria sarebbe quest'anima che la notte a Buenos Aires va in tutta la città a curare la gente, ed è la canzone degli ultimi. Infatti è stato fatto un video dal regista Domiziano Cristofaro che ha messo proprio tutti gli ultimi, però poi gli ultimi hanno la luce, arrivano a Dio. Grazie. Giovanna Nocetti. Grazie. Yo soy María de Buenos Aires. De Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca tierra tata, le muerdo fuerte la boca tierra tata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz y canto un tango que nadie jamás cantó y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy con el ayer después que yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor de Buenos Aires.
es, soy yo. Giovanna! Grazie, un'interpretazione splendida. Seguiteci perché Giovanna tornerà a trovarci nel corso di questa edizione di Mille Voci. Grazie. Giovanna Nocetti, grazie. Bene, il prossimo cantante è un cantante di casa qui a Mille Voci, ci ha accompagnato nelle scorse edizioni e anche in questa edizione fa sentire la sua voce. Lui è Domenico Bartolomeo. Ciao Daphne. Ciao. Ben trovato, Domenico, un cantante di casa Grazie. nostra, canta le canzoni della musica leggera italiana, degli autori, dei cantautori, molto gradito al pubblico di Mille Voci. La canzone di oggi è? La canzone di oggi è La spada nel cuore, una canzone che ha portato al successo Little Tony. Vedi, tu adesso Mancava, no Little Tony? Mancava Little Tony No, nel tuo senso, panorama, nel mio panorama, ecco, musicale, quindi quest'anno ci fa piacere anche ascoltare Sì, questo omaggio, tra l'altro caschi proprio questa, acceso. Fu cantata, c'era il periodo che si cantavano, erano due artisti che interpretavano la stessa canzone a Sanremo. Sì. E questa l'altra l'interpretazione era di Patti Bravo. Di Patti Bravo, Esatto. quindi adesso noi lo sentiremo nella versione di Domenico Bartolomeo in presenza di Angelo Petruccetti della Sì. Little Tony Family, Infatti. che è stato l'arrangiatore musicista di Little Tony, quindi voglio dire, è una bella prova, hai una bella sì. giuria Dopo qui gli oggi. chiediamo i voti. Dopo gli Bene. chiediamo di darmi i voti. Di dare il voto. Allora, La spada nel cuore, Domenico Bartolomeo. Grazie. Era uno sguardo d'amore, la spada è nel cuore e ci resterà. Sei bella in questo momento più bella, adesso che il vento ti allontana da me. Notte di colpo la notte, il cuore che batte è fermo oramai. La pioggia ancora col sole, tu vedi chi nasce e chi muore per te. Era uno sguardo d'amore, la spada è nel cuore, mi sento morire, morire per te. Quando tu l'hai visto sei cambiata, ti sei illuminata, è simpatia, non era vero, io sono tua, non era vero. La 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 la. Era uno sguardo d'amore, la spada è nel cuore e ci resterà. Sei bella in questo momento più bella, adesso che il vento ti allontana da me. Notte di colpo la notte, il cuore che batte è fermo oramai. La pioggia ancora col sole, tu vedi chi nasce e chi muore per te. Era uno sguardo d'amore, la spada è nel cuore, mi sento morire, morire per te. Giorni belli, yeah. Primavera sempre, fino a ieri i tuoi pensieri erano tutti per me. Vedo che
che sogno i tuoi sorrisi, le tue carezze per me. La la, la la. Era uno sguardo d'amore, la spada nel cuore e ci resterà. Sei bella in questo momento, più bella adesso che il vento ti allontana da me. Notte di colpo la notte, il cuore che batte è fermo oramai. La pioggia ancora col sole, tu vedi, rinasce chi muore per te. Era uno sguardo d'amore, la spada è nel cuore, mi sento morire, morire per te. Grazie a tutti. Domenico Gli Bartolomeo possiamo- con la spada nel cuore. Petruccetti, Gli com'è possiamo andata? chiedere un parere Dai. a lui? Accendete il blu a Petruccetti, per favore. Oh, non essere troppo Ci sono, cattivo. ci sono. Eccolo, dici Angelo, dai. Bartolomeo è fantastico, tra l'altro l'ha fatto in tonalità originale, quindi voglio dire non Sì. è una cosa semplice, no? Quindi anche alta come tonalità. Grazie. Complimenti maestro. Grazie è andata Angelo. bene, vai, È hai andata superata la Mi prova. sono salvato stavolta, grazie. Bene, andiamo avanti con una voce femminile. È stata ospite già in altre edizioni di Mille Voci. Abbiamo il piacere di riospitarla in questa 19ª edizione. Lei è Carol Mag. Grazie, ciao a tutti. Che anno era quando sei stata ospite di Mille Voci? Era il 2020. 2020, quindi se volete trovare la partecipazione di Carol in quella edizione di Mille Voci la trovate sul canale YouTube. Interprete e anche autrice. Anche cantautrice, sì. Cantautrice, questo brano è un tuo brano, quindi? Esatto, è un mio brano scritto in collaborazione con il produttore Frank Minoia. Lui ha scritto la musica, io il testo, e si chiama Lontano e poi chissà. Per Mille Voci in questa 19ª edizione, Carol Mag. Prima di Dimmi. cantare Sì. vorrei solamente ricordare il maestro Alessandro, che era un mio amico e mi ha anche permesso di partecipare a questa stupenda trasmissione, e gli sarò sempre grata per questo. Grazie. Grazie per averlo ricordato. Noi abbiamo fatto in apertura di questa edizione un omaggio al maestro Alessandro, perché ovviamente è nei nostri cuori. Non so se avete notato che quest'anno, per scelta della produzione di Gianni Turco, io in studio non ho musicisti che mi accompagnano, proprio perché il vuoto che ha lasciato Alessandro è un vuoto certo. sicuramente quest'anno incolmabile, quindi abbiamo preso questa decisione proprio per questo. Grazie per avercelo ricordato. Grazie a voi. Carol Mag. Dai, non ci pensare più. Come on baby, let's go, let's go. No, non ci pensare più. Come on baby, let's go, let's go. Per caso siamo nati qua, o forse sarà anche il destino, ma i muri di questa città non fermeranno il tuo cammino. Vento che senza un argine, oltre il limite di un'idea,
let's go. No, non ci pensare più. Come on baby, let's go, let's go. Grazie a tutti. Carol Mag, grazie. Bella e brava. Grazie mille, bravissima. veramente. Grazie Carol. Grazie ancora. Anche qui in studio abbiamo partecipato con lei mentre lei cantava, perché queste sono le canzoni che coinvolgono. Bene, passiamo invece a un ospite nuovo di Mille Voci. Partecipa per la prima volta a Mille Voci ed è un piacevolissimo incontro, e passiamo sicuramente ad una voce maschile, melodiosa, romantica, la voce di Franco Tortora. Benvenuto a Mille Voci, un grande piacere averti qui con noi. Grazie, il piacere è mio. Comunque non sono molto nuovo io per qua, cioè per Mille Voci, perché già ho partecipato, mi sembra, nel 2011 e 2012, eccetera. Ah, non lo sapevo. Gianni allora non questo... ti ha detto nulla di No, questa... non lo sapevo, questa beh. allora è una mia mancanza. Però no, non è vero, perché noi ti abbiamo visto di recente in un canale nazionale, e adesso che tu mi stai dicendo questa cosa mi viene in mente che il Turco mi ha mandato il messaggino, e anche lì ha mandato il messaggino. Io questo l'ho scoperto io perché veniva a Mille Voci. È vero. È vero, adesso che me lo dici che poi, la ricordo questa devo dire cosa, questa Turco, cosa perché praticamente Gianni me l'ha presentato il mio carissimo amico Gianni Davoli, Gianni Nazzaro, che purtroppo ci ha lasciato, e quindi mi ha presentato quel bricconcello del turco. E quindi anche in questa edizione torni a farci sentire la tua voce. Il programma che diceva Gianni, appunto, che ho partecipato a The Voice Senior 2022, sono stato uno dei finalisti dopo svariati anni di assenza dal mondo della musica, dalle scene. E adesso torni qui con noi a Mille Voci con una canzone, un omaggio bellissimo a una canzone bella della musica leggera italiana. Esatto. Quindi, se non sbaglio, Franco Tortora ci canta Una ragione di più. Bravissima. Franco Tortora! Grazie. Sai, c'è una ragione di più per dirti che vado via. Vado e porto anche con me la tua malinconia. Cerco le mie mani, ti vorranno ancora, ma ci sarà chi me le tiene. Oggi e domani e poi domani ancora, finché il mio cuore ce la fa. Sei tu quella ragione di più, mi hai chiesto talmente tanto. Io non ho più niente per te e ti amo, tu non sai quanto. Amo da morire anche il tuo silenzio,
fa. C'è una ragione di più, c'è una ragione di più, c'è una ragione di più. Grazie, grazie. Franco Tortora, Grazie. una ragione di più. Una cosa volevo dire, Prego. visto che vedi come ride, perché dopo chi lo sente se non lo dico? Cioè, questi brani, queste cover che io sto facendo sono arrangiati magistralmente da qui da Angelo Petruccetti. Mi raccomando, ho detto dillo perché sennò non venire più da me. Tortora, Lo sai, no? arrivi secondo, vabbè, ho perché capito. è il mio arrangiatore. Adesso è diventato il nostro. Bravissimo. Franco Tortora, Grazie. No, Petruccetti non l'aveva detto, ma non gli dispiace se poi alla fine si dice che è lui l'arrangiatore di questi brani. Voi dovreste assistere alle litigate che si fanno lui e il Turco su questa storia degli arrangiamenti. Su questa canzone la litigata non è stata con Angelo, ma con la sottoscritta, lui è testimone, che me ne sono sentita dire di tutti i colori, perché mi ha messo proprio al muro volendomi far interpretare una canzone in lingua napoletana. Quindi capite che il turco, se si canta in napoletano, è rigidissimo sulla pronuncia, è un turco napoletano, quindi sulla pronuncia, altro che intenzione e interpretazione. Ho scoperto che la lingua napoletana è una lingua che non ha le vocali, per cui un po' te le devi scordare, in alcune parole ci sono, in altre no. Quindi abbiamo fatto molte lezioni, diciamolo turco, per imparare a cantare degnamente questa canzone. E quindi io adesso ve la propongo, sarò accompagnata in questa esibizione dai miei ballerini Fabrizio ed Elisa, Anima e Cor. Noi che perdemmo pace o suono, non ci dicimmo mai perché, vocca cavase non ne vanno, non so sti bocche oi, pure te chiama e non risponde, per fare spietta a me. Così anima e cuore non ce lasciamo più, manca un'ora. Sto desiderio te mi fa paura, campo con te, sempre con te, per non morire. Che ci dicimmo fa parola amara, se io bene può campare con un respiro, se smani pure tu, perché sta amore tenimmoci così, anima e cuore. Forse sarà che ho piante e dolce, forse sarà che bene fa
quando mi sento più felice, non è felicità, specie se vado tu mi dici distratta a verità. Fa parola amare, se ho bene può campare con un respiro, si smania pure tu, perché st'amore s'anima così. Anima e cuore, anima e cuore, anima e cuore. E grazie a Fabrizio ed Elisa. E adesso, dopo Anima e Core, facciamo una sorta di gara qua in questa puntata, perché ci facciamo un po' la guerra, no? Tra la canzone napoletana e la canzone romana. Quindi tocca a Riccardo Antonelli. Ma che tifosi, ma quale gara? Ma C'è sempre questa rivalità fra le canzoni romane e le canzoni napoletane. Sì. Poi tu hai messo tutto insieme e nei tuoi spettacoli le canti Certo, tutte, sia le assolutamente canzoni sì. romane che napoletane. A me in questo caso mi viene già da ridere per la canzone che andrò a cantare. La canzone che così l'imperativo è quello di mangiare, cantare, divertirci e non ci pensiamo più. Non ci pensiamo più. più, quindi avrete capito di che cosa stiamo parlando. Ho detto non ci pensiamo più per te. Per gli italiani, no? Per i nostrani. E quindi, allora, una canzone che credo metta un po' d'accordo tutti. La Società dei Magnaccioni. Cantate con noi e con Riccardo Antonelli. Fateci largo che passiamo noi, sti giovanotti de sta Roma bella, siamo ragazzi fatti col pennello e le ragazze famo innamorare, e le ragazze famo innamorare, ma che ci frega, ma che ci importa, se lo stardino ci ha messo l'acqua e noi gli dimo e noi gli famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondemo in coro, è meglio il vino dei castelli di questa zozza società. E si intratto Pier padron di casa, a un certo punto chiede la pigione e noi gli rispondiamo a sorcosone, t'amo pagato e te pagamo più, t'amo pagato e te pagamo più, ma che ci frega, ma che ci importa, se lo stardino ci ha messo l'acqua e noi gli dimo e noi gli famo, ci hai
paghiamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondiamo in coro. È il meglio vino dei castelli di questa zozza società. Ci piacciono i polli, la vacchia e le galline, perché so senza spine, non so come il baccalà. La società dei magnaccioni, la società della gioventù. A noi ci piace de mangia e beve e non ci piace de lavorare. Ora te ce n'altro dietro che noi ce lo bevevo e poi rispondemo. E beh, e beh, e beh. E quando il vino è bello, arriva in bozza e beh, e il gargarotto è bello, e il patinotto è bello, e parla corta, e parla breve, oh caro oste, portaci da bere. E sì, per caso lasso c'è l'amore, se famo due spaghetti matriciani, se scolamo un par di dubbi velletrani, s'ambriagamo e non ci pensiamo più, s'ambriagamo e non ci pensiamo più. Ma che ce frega, ma che ci importa, se lo stardino ci ha messo l'acqua e noi gli dimo e noi gli famo, ci hai messo l'acqua e non te paghiamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondiamo in coro. È meglio il vino dei castelli di questa zozza società. E quando il vino un bè, ci arriva il gozzo un bè, al gargarozzo un bè, ci va un figozzo un bè, per farla corta, per farla breve, oh caro oste porte c'è da bere. E quando il vino un bè, ci arriva il gozzo un bè, al gargarozzo un bè, ci va un figozzo un bè, per farla corta, per farla breve, oh caro oste porte c'è da bere. Tutti dai! E quando il vino un bè, ci arriva il gozzo un bè, al gargarozzo un bè, ci fa un figozzo un bè, per farla corta, per farla breve, oh caro oste porte c'è da bere, da bere, da bere, da bere. Riccardo Antonelli! Naturalmente tu non sei la suocera, naturalmente. No, io no, perché volevo chiedere, ma come mai quando si parla della suocera che muore, arrivi, mi porti qui, dici no, senza che le donne si offendano, voglio dire. Vabbè, lasciamo stare. È stato un caso? Sì, assolutamente. Riccardo Grazie. Antonelli! Beh, spero vi stiate divertendo a casa come ci stiamo divertendo noi qui in studio. E adesso tocca a quello che abbiamo già nominato troppe volte nel corso di questa puntata, quindi voglio dire, gli abbiamo comunque riservato uno spazietto, va. Angelo Petruccetti! Buonasera. Oggi proprio sei stato annunciato nel corso di questa puntata e per la canzone di Little Tony e sì, perché fai l'arrangiatore, quindi lo presento, lui è Angelo Petruccetti, è un musicista, un arrangiatore, parte della Little Tony Family. Salutiamo Cristiana che non è potuta salutiamo venire. Cristiana Infatti Ciacci. vi manda i saluti anche Grazie. lei. Okay. E quindi niente, Turco, Cristiana non è potuta venire. Ma io ho bisogno niente, di donne, ci teniamo Petruccetti, che dobbiamo fare? Ho bisogno di donne intorno a me perché Tu hai io non riesco bisogno a di donne cantare. intorno a te. Dimmi. Ma questo non è un programma canoro.
È un programma lo so, Gianni. Ogni tanto anche tu fai qualche strappo alla regola, per cui facciamo cantare anche Petruccetti, che però ti devo dire, Gianni, non canta male. No, ci provo. No, ci è provo. un bravissimo anche. Canto meglio io. Sì, su questo non c'è dubbio. Poi non so se sapete che il Turco ha anche cantato la sigla quest'anno di Mille Voci. Se sentite adesso la sua voce, poi la riconoscerete anche nel corso della sigla iniziale della nostra trasmissione. Io però sto cominciando a capire che cosa tu abbia combinato. Sì, poi durante la non trasmissione. ci posso credere. Assolutamente. No, Mandavo allora, i messaggi. loro si sono incontrati adesso perché non si conoscevano, si sono visti qui nel corso della trasmissione e il Petruccetti ha ben pensato di crearsi la coreografia, capisci? Quindi adesso noi vedremo l'esibizione di Angelo Petruccetti in un brano di Elton John accompagnato dalle Dancing Majorette. Ti pare poco? Chiamalo fesso Ma il per Petruccetti! niente. Voglio l'applauso di tutti, vai, vai. I remember when we were both young, me and Juicy had so much fun. All in hands and skin and stone. And I heard it was true, and the place in my own, but the biggest kick I ever got was on the thing called the crocodile rock. We were older, we were up on the clock. We were hoping to bump into the crocodile rock. Rock, rockin', the sound of shot where your feet just can't keep still. I never knew about a time when I get something real. Who let the mama just ride and ride? Since I'm more real, just some time. The rocker was up, was I remember when we were both young, me and Josie had so much fun, holding hands and skin and stone. And I had it with you, and the place of my own, but the biggest kick I ever got was a thing called the crocodile rock. We were on it with the rocker on the block. We were hoping to fall to the crocodile rock. Rock, rockin', the sound is sharp, where your feet just can't keep still. I never knew in a better time when I get something very real. Oh, Lord, the mama just running dry. The suits are moving just so tight. The rocker was out, was Angelo Petruccetti e le Dancing Majorette! Hai visto che bello? Bellissimo! Ah, ecco. Bellissimo, stupendo. No, rimanete tranquillamente qui con me perché stiamo arrivando addirittura di finale di puntata e ho bisogno di finire alla grande. Passando un minutino, un secondino, anzi un secondino, meno di un minuto, la linea a Gianni Turco. Linea al Turco! Solitudine? Depressione? Stress? Il rimedio è a portata di telecomando. Basta una comoda seduta settimanale per ottenere grandi risultati con Mille Voci per la regia di Gianni Turco.
sarebbe stato un grande finale di puntata e chiudiamo questa puntata di Mille Voci con il coro gospel Seven Hills. Vabbè, su, si gioca! Mi sono mimetizzata nel coro. Stai benissimo. Benissimo, Guarda, infatti pensaci. io lo dico sempre che prima o poi... Allora, Gianluca Buratti, Seven Hills, avete imparato a conoscerli, già ospiti nelle scorse edizioni di Mille Voci, amici ormai di questa trasmissione. Con cosa chiudiamo questa puntata di Mille Voci? Allora, chiudiamo con un brano tratto dal nostro musical Messiah, si intitola Can't Get It Out of My Mind, letteralmente non posso togliermela dalla testa, ed è il brano che racconta la storia della trasformazione dell'acqua in vino durante le nozze di Cana. Quindi ci saranno l'oste e Maria che ci racconteranno questa storia, quello che è successo. Gianluca Buratti e i Seven Hills. Ti lascio il microfono. I've met a man who can turn water to wine. My servant told, he healed a man who was blind. The wine was running out at the wedding in Galilee. Jesus, help me out, like he helped the blind man see. Can't get it out of my mind. Can't get it out of my mind. Get it out of my mind. He's a miracle man. He's a miracle man. Can't get it out of my mind. Get it out of my mind. He's a miracle man. Some years ago, I could burn on my bedside. An angel came to me to tell what his name should be. Jesus and friends attended a wedding with me. I saw it myself, his first miracle. Can't get it out of my mind. Out of my mind. Get it out of my mind. He's a miracle. Miracle man. Out of my mind. Get it out of my mind. He's a miracle. Miracle man. Give me water to wine. It was the first of its kind. I can't get it on, I can't get it on my mind. Miracle man. It's a miracle. It's a miracle. Miracle, miracle. I on my mind. It's a miracle. Can't get it on, get it on. I on my mind. Yes, it is. I Seven Hills! Vi devo chiedere soltanto di farvi un po' indietro perché così chiudiamo tutti insieme questa puntata. Voglio qui vicino a me gli artisti che si sono esibiti, quindi Giovanna, Carol Mag, Franco Tortora, Angelo Petruccetti, Domenico Bartolomeo, Riccardo Antonelli, le Dancing Majorette. Quindi venite tutti qui insieme a noi e chiudiamo questa puntata di Mille Voci. Seguiteci perché questa è un'edizione ricca di sorprese e di ospiti. Rimanete con noi. Turco, pronti dalla regia? Tutti insieme. Sì!